Gli anni trascorsi sono stati anni però, seppur impegnativi, anche molto importanti. Mi hanno insegnato tante cose, mi hanno permesso di vedere le persone, la mia comunità, con occhi diversi. Mi hanno permesso di cogliere però anche quelle che sono le difficoltà, le sfide che verranno avanti nei prossimi anni, capire e conoscere quelle che sono le nostre criticità e poter pensare di affrontare anche il prossimo domani. Ecco perché ho ritenuto doveroso, corretto e responsabile ripresentarmi con l'obiettivo di mettere a disposizione della mia comunità quell'esperienza e quelle conoscenze che ho avuto e che ho fatto in questi anni. Mi presento quindi con un gruppo in parte rinnovato come è normale che sia dopo 5 anni di amministrazione. Un gruppo che raccoglie sensibilità differenti, che proviene da mondi e da esperienze diverse, dal volontariato, esperienze del lavoro, esperienze associazionistiche, esperienze lavorative diverse. Quindi questo è, una garanzia, nel senso che riusciamo ad avere una visione, ampia di quella che può essere la problematica sociale del nostro territorio. Abbiamo rappresentanze di tutto il territorio perché dobbiamo e vogliamo, come abbiamo cercato di fare in questi 5 anni, essere presenti su tutto il territorio, perché tutto il territorio ha pari dignità di essere ascoltato e di essere valorizzato. Adesso io vorrei, cercherò di essere sintetica il più possibile, perché poi dopo il programma lo avete sulla sedia, vi invito a portarlo a casa, chi non lo ha perché ne abbiamo delle copie qua che poi dopo invito a portare a casa, lo leggete. E dico subito che un programma amministrativo è un programma aperto, nel senso che noi lo abbiamo scritto, lo abbiamo predisposto su quella che è un po' il nostro pensiero, ma certamente nel corso del mandato, nel corso del tempo, le cose possono cambiare, come è successo in questi 5 anni che abbiamo dovuto dare attenzione a delle sensibilità diverse, a delle priorità diverse che si sono verificate, per cui tutti i contributi che verranno da adesso in avanti saranno sicuramente valorizzati e attenzionati. Questo programma parte appunto dai contributi, e come è stato detto anche dai candidati, dai contributi e dall'esperienza che abbiamo ascoltato in questi 5 anni, quindi dall'ascolto delle persone, dai cambiamenti che la nostra società ci ha messo davanti, cambiamenti che sono un po' all'occhio di tutti. Il problema più importante e più grosso che noi avremo da affrontare nei prossimi anni, mesi, è sicuramente dato dal calo demografico che è un tema nazionale, che è un tema della nostra provincia di Rovigo, che è un tema del nostro comune assolutamente, che è un tema delle aree interne, perché comunque aree interne lo sono perché hanno e sono state così riconosciute proprio per le criticità e le caratteristiche geografiche assegnano, ma queste criticità comportano anche delle altre conseguenze. Il calo demografico porta con sé altri problemi di natura economica, di natura sociale, di natura legata al fatto che abbiamo meno risorse che ci vengono dallo Stato centrale. Problemi che avremo nei prossimi mesi, ma che abbiamo già, il problema della sanità, che è un po' sul tavolo e all'occhio di tutti, e che vedrà prossimamente la rivisitazione completa di tutto l'ambito sociale con gli ambiti territoriali sociali, gli ATS, di cui sentirete parlare da adesso in poi. Una rivoluzione nell'ambito del sociale. Tutto il sociale dei comuni verrà gestito a livello di ambito. Vuol dire che ci sarà una gestione associata di tutto il sociale. Noi quindi lo gestiremo insieme con i 9 comuni, 10 comuni di tutto il distretto 2. In questo contesto complicato, difficile, quello che dovremo
riuscire a fare assolutamente sarà mantenere i servizi, perché già questo, ricordatelo bene, già questo è a rischio, perché nel momento in cui non dovessimo più avere delle risorse e dovessimo avere delle criticità ulteriori, bisogna anche fare i conti con riuscire a garantire i servizi che oggi stiamo garantendo parimenti a tutti i cittadini. Quindi garantire i servizi e serve uno sforzo congiunto. Non possiamo più dire che spetta sempre a qualcun altro. Ormai siamo giunti al punto di dire che ci dobbiamo rimboccare le maniche tutti, e tutti significa veramente tutti, non solo questi che se saremo eletti saremo su e avremo la responsabilità assolutamente di farlo, ma tutti significa tutti. Vuol dire che la partecipazione della comunità è diventata assolutamente fondamentale.